52esima edizione della Fiera del Riso di Isola della Scala, una fiera dei produttori che hanno puntato sulla qualità, il marchio IGP che appunto da quasi 20 anni accompagna questo prodotto. Puntare sulla qualità vuol dire anche vincere momenti difficili del mercato, invece appunto nel resto d'Italia i prezzi sono bassissimi, per fortuna per il nano vialone veronese qualcosa in più viene riconosciuto dal consumatore grazie appunto al lavoro che sta alle spalle, alla promozione, alla qualità di quello che arriva dai nostri territori. Quindi la via giusta è questa, puntare sulla qualità, far sì che le 500.000 porzioni che vengono distribuite in queste settimane di festa di Isola della Scala siano un volano per far capire che comprare prodotto del nostro territorio vuol dire anche dare sul piatto un prodotto che è assolutamente sicuro e di qualità. Ormai Isola della Scala è la capitale italiana del riso, è un evento straordinario, oltre 500.000 di piatti serviti, e quindi io credo che sia stato giusto presentare questa eccellenza veneta e nazionale nella sede, nella casa di tutti i veneti, quindi uscendo dal nostro territorio prettamente veronese, perché è una festa di tutti, una festa italiana, una festa veneta, e naturalmente tutti i nostri concittadini di tutte le parti del Veneto sono invitati dal 12 settembre a partecipare a questo evento veramente straordinario. Dopo quasi 9 mesi di lavoro siamo quasi giunti al traguardo, ma traguardi non li superiamo sempre, andiamo avanti. Quest'anno ci sono un sacco di novità, ecco, ci sono più di 100 eventi che verranno fatti e abbiamo anche una zona che si chiama Teatro del Gusto, dove saranno presenti numerosi chef, blogger, giornalisti, dove appunto presenteranno le loro ricette. Il tutto è gratuito, che la gente può partecipare e può assaggiare poi i nostri prodotti. Avremo come ospite anche uno chef importante che ha cucinato i pasti per gli astronauti, e poi ci saranno tante altre varie iniziative. Tendo sempre a portare avanti un discorso fondamentale, che è quello: l'anno scorso abbiamo avuto come tema le barriere architettoniche e ci siamo dati da fare per questo. Quest'anno abbiamo proprio il tema della violenza contro le donne. Insomma, siamo quasi alla partenza, il lavoro è stato tanto, ringrazio tutti i collaboratori pubblicamente, che lo devo fare, di Ente Fiera, e ci stiamo approcciando all'inizio. Speriamo che questo record che abbiamo superato l'anno scorso di 530.000 piatti serviti, che ci ha permesso di diventare la prima fiera a livello nazionale, anche quest'anno vengano confermati. Siamo arrivati alla 52esima edizione della Fiera del Riso di Isola della Scala. Siamo alla Regione Veneto, la stiamo presentando questa volta esattamente al Palazzo Ferrofini presso la sede regionale, e per noi è il viatico, la possibilità che ci viene concessa di comunicare ancora di più l'importanza della nostra terra, l'importanza del nostro prodotto principe. Per tutta Isola della Scala, ma anche per i paesi vicini, per tante realtà produttive, può essere e vuole essere uno strumento importante per l'economia. Noi ci mettiamo un po' al servizio e coinvolgiamo con il nostro entusiasmo tutta la nostra popolazione, tutti i nostri giovani, le persone più adulte e anche gli anziani. Ci sentiamo sostanzialmente un'unica famiglia che vuole dimostrare di voler far famiglia anche con tutto il popolo veronese e da ora con il popolo veneto. Isola della Scala è un territorio piccolo rispetto alla Regione Veneto. La stessa estensione territoriale che viene dedicata al riso magari è limitata rispetto ad altri territori nazionali, ma noi vogliamo dire a gran voce, ma ne siamo sicuramente entusiasti, ma soprattutto certi, che il nostro prodotto è il prodotto di eccellenza per antonomasia, che quando verrete a trovarci troverete accoglienza ai massimi livelli. Cerchiamo di rendere la cittadina un salotto a cielo aperto, in modo tale che le persone si possano sentire bene con noi e noi con loro. Quindi Isola della Scala diventa il punto di riferimento per 26 giorni, mi auguro per la Regione Veneto, ma mi auguro che sia visto sempre come uno strumento a disposizione del prossimo, a disposizione del nostro territorio e della nostra regione.